Le pubbliche assistenze chiedono il rinnovo della Convenzione sui trasporti e l'aiuto della Regione nel contenzioso con Autostrade per il pagamento dei pedaggi. Oggi l'incontro in ASL 4 a Chiavari. È deceduto al pronto soccorso di Lavagna l'uomo trovato in mare questa mattina a Sestri Levante. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo prima in spiaggia e poi all'ospedale. Si tratta di un settantenne, si indaga per identificarlo. Una settimana al passaggio ad ANAS di 300 km di strade provinciali. In questi giorni gli ultimi sopralluoghi, la viabilità della SP32 di Levi, al centro invece del Consiglio metropolitano. 50 anni di cammino comunitario. La parrocchia di Sant'Anna a Rapallo ha celebrato l'anniversario. Dal cardinale Angelo Bagnasco l'invito ai fedeli a spendersi sempre con generosità. Ai nastri di partenza la 10ª Expo dell'Alta Valtrebbia si terrà da venerdì a domenica a Rovegno. Ci sarà la possibilità di osservare la valle da una mongolfiera e domenica campionato del canestrello. Primo torneo di pallanuoto in gommone a Chiavari, raccolti fondi per acquistare vaccini contro il morbillo a sostegno dei bambini africani. L'iniziativa dei Lions già raggiunta la cifra di 3.000 euro. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi la sanità in apertura. Si è riaperto il tavolo di confronto tra le pubbliche assistenze e la ASL 4 in merito alla convenzione sul trasporto ordinario e in emergenza in Liguria, una convenzione che è scaduta da oltre 8 anni. Sul tavolo anche il contenzioso con Autostrade per l'esenzione dei pedaggi autostradali. Oggi pomeriggio c'è stato l'incontro tra la direttrice generale dell'ASL 4 e Fabio Mustorgi dell'ANPAS del Tiguglio. Sentiamo. Quali sono state le vostre richieste per quanto riguarda la convenzione che è ferma da 8 anni? Abbiamo chiesto di poter rinnovare la convenzione e anche di considerare i maggiori costi che sono intervenuti in tutto questo periodo. Ricordiamo tutte le leggi che si sono via via realizzate, per esempio sull'accreditamento, di regole più stringenti sui mezzi, sulle sedi. Pensiamo alla legge sulla privacy, pensiamo a quello che è il costo del personale, il costo delle divise, della sicurezza sul lavoro. In questi 8 anni sono maturate parecchie spese in più e quindi abbiamo chiesto un adeguamento che però a distanza di 8 anni non è mai arrivato. Perché la ASL 4, il territorio, dovrebbero credere al volontariato? Perché il nostro è un territorio sano. Parliamo di pubbliche assistenze volute dalla gente e portate avanti senza alcun scopo di lucro da consigli di amministrazione composti da volontari. Questa è la garanzia del nostro territorio ed è anche la ricchezza del nostro territorio. Realtà che però si trovano a dover fare i conti anche con altri problemi, tra cui ad esempio quello del pagamento del pedaggio autostradale. Lo avete fatto presente alla Rebagliati? Sì, al direttore generale, la dottoressa Rebagliati, abbiamo fatto presente che per raggiungere qualsiasi ospedale dell'ASL le pubbliche assistenze, le Croci Rosse, sono costrette a utilizzare la rete autostradale. Abbiamo chiesto alla Rebagliati che la Regione, ancora una volta abbiamo chiesto, ci dia una mano in questo contenzioso. Vi sono arrivate già alcune risposte o è solo un dialogo, è come dire, che inizia? Ancora una volta mi sembra che lei abbia ascoltato con interesse le proposte, quindi di creare un tavolo locale per discutere una nuova convenzione. Potrebbe anche succedere che la Regione dia una delega a livello sperimentale, capofila, per trovare una quadra, un accordo che consenta appunto il rinnovo della convenzione. E c'è una buona notizia per il servizio di guardia medica pediatrica nel Tiguglio occidentale. Aumenta infatti il contributo che passa dai 2.000 euro del 2017 ai 3.300 per il 2018. La decisione è stata presa all'unanimità dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario numero 14, guidato dal presidente Pier Giorgio Brigati. I sindaci hanno valutato positivamente il servizio svolto lo scorso anno dal Comitato di guardia pediatrica del Tiguglio occidentale e anche a fronte del numero considerevole di utenti interessati al servizio cittadini ma anche turisti. Siamo alla cronaca di oggi. È deceduto nel primo pomeriggio l'uomo rinvenuto in mare questa mattina a Sestri Levante. Si tratta di un settantenne trovato privo di coscienza e in probabile arresto cardiaco nello specchio acqueo davanti ad uno stabilimento balneare sestrese. L'uomo è stato soccorso dai bagnini e poi preso in carico dalla Croce Verde, dal 118 e dal personale del locale ufficio marittimo. I tentativi di rianimazione sono proseguiti ininterrottamente, prima sulla spiaggia, poi al pronto soccorso di Lavagna. Qui alle
alle 13:20 è avvenuto il decesso dell'uomo. Le generalità sono sconosciute per il momento in quanto non sono stati trovati documenti o altri effetti personali. La Guardia Costiera di Lavagna sta controllando il litorale, per ora con esito negativo, in collaborazione con i carabinieri di Sesti Levante. Cambiamo tema, parliamo di viabilità. A fine mese ci sarà il passaggio di alcune strade provinciali ad ANAS. In questi giorni sono in corso gli ultimi sopralluoghi tecnici. In Consiglio metropolitano invece si è parlato della SP32 di Levi. Se da una parte sono raddoppiati i cartelli per evitare l'accesso ai grossi camion, si chiede di aumentare dall'altra le dimensioni della strada al Bocco. Sentiamo. Una settimana al passaggio ad ANAS di 300 km di strade provinciali. Il rispetto della scadenza, quella del 31 luglio, viene assicurato da Franco Senarega, consigliere alla viabilità della città metropolitana. Ancora la scorsa settimana, spiega, sono proseguiti i sopralluoghi sulle strade per la verifica delle diverse situazioni e l'accompagnamento di natura tecnica per aiutare ANAS nella fase di assunzione delle competenze. Nel Tigullio sono coinvolte la 523 dei Centocroci, la 225 della Val Fontana Buona e la 586 della Val d'Aveto. Sul tavolo viabilità, segnaletica, manti stradali e così via, anche se ancora non si conoscono i dettagli degli interventi che ANAS sta predisponendo con la Regione e che dovrebbero partire a fine estate. Di strade si è parlato di recente anche in Consiglio metropolitano, con un'interrogazione di Elio Cuneo sulla provinciale 32 di Levi. Cuneo chiedeva di implementare la segnaletica così da evitare problemi come il camion incastrato al Bocco a metà giugno. Richiesta accolta dalla città metropolitana, che ha raddoppiato i cartelli esistenti, installandoli anche sul lato sinistro della carreggiata. Forse è il rilievo mosso dal sindaco di Levi, Vittorio Centanaro, sarebbe decisivo aumentare la sede stradale, in alcuni punti così stretta da sembrare una via interpoderale. Soluzione, dice Centanaro, che andrebbe trovata al più presto, restando la provinciale 32 di Levi un collegamento diretto a scorrimento veloce verso l'entroterra. La richiesta è stata fatta sua dal consigliere Cuneo. Sto preparando un'ulteriore interrogazione per chiedere se è intenzione della città metropolitana risolvere invece quella criticità che esiste al Bocco di Levi, dove c'è un pezzo di strada veramente tortuoso, veramente stretto, che credo che su un'arteria di questo tipo vada risolto. Quindi spero che riescano a trovare le risorse e il progetto per poter procedere anche in questo. Questo lo farò credo al prossimo Consiglio. Piace e soprattutto viene utilizzato l'Airport Shuttle, il bus che collega tutti i giorni il Tigullio occidentale all'aeroporto di Genova, a scriverlo in una nota ATP Esercizio. Ad una settimana dall'avvio del servizio sono stati registrati oltre 123 passaggi, il 55% dei viaggiatori è straniero, come rilevato dalle prenotazioni online. Tra il 16 luglio e il 22 luglio, dice Carlo Malerba, vicepresidente e delegato di ATP Esercizio, abbiamo coperto i costi. Addirittura il sito booking.com, la piattaforma di prenotazioni online, si è attivato per fornire alle strutture ricettive partner gli strumenti per dare a questo servizio visibilità sul proprio portale. In questo senso, nei prossimi giorni è previsto un incontro in comune a Rapallo con la partecipazione degli operatori turistici. Il servizio, lo ricordiamo, offre 6 corse giornaliere per l'andata e altrettante per il ritorno. I 2 capolinea sono Portofino e l'aeroporto Colombo. La tratta viene percorsa in poco più di un'ora e le fermate intermedie sono 8. Paraggi, Covo di Nord-Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e poi Corso Matteotti a Rapallo, la stazione Rapallese, il campo da golf e il casello della A12. I biglietti si possono acquistare online sul sito di ATP, su quello dell'aeroporto, ma anche a bordo dei mezzi. Ancora trasporti, tavolo tecnico sul tema della linea ferroviaria Genova-La Spezia. Abbiamo evitato la riduzione da 70 a 52 treni regionali, fa sapere l'assessore Gianni Berrino, che non avrebbe garantito la mobilità di pendolari e turisti in un periodo caldo come quello dal 4 agosto al 2 settembre. La riduzione alla fine è di 6 treni contro i 18 della prima proposta, che, spiega Berrino, non ci soddisfa, ma almeno evita buchi di servizio in alcune fasce orarie. A monte, lo ricordiamo, ci sono i lavori nella galleria San Martino a Genova che comportano disagi, anche se, sottolinea ancora l'assessore, c'è stata una sottostima delle conseguenze. Per questo Regione Liguria ha già proposto a Rete Ferroviaria il pagamento di un indennizzo ai pendolari e la possibilità per tutti gli abbonati senza la carta tutto treno di poter viaggiare a bordo di Intercity e Frecciabianca.
A Chiavari l'amministrazione ha deciso di mettere a disposizione i locali comunali di via Parma di fronte al campo sportivo Daneri per una doppia necessità. Alcuni spazi saranno usati dai volontari del Banco di Solidarietà Odeo che ogni giorno aiutano molte famiglie portando loro i pacchi alimentari e che avevano necessità di spazi maggiori per le proprie attività. Il comodato d'uso gratuito è stato firmato dal Comune insieme appunto al Banco di Solidarietà, alla parrocchia di Santa Margherita di Caperana e anche alla ASL 4. Infatti un apposito locale sarà utilizzato anche dall'azienda sanitaria come ambulatorio pubblico per la tutela degli animali da compagnia. Qui si potranno richiedere servizi come l'applicazione di microchip, la profilassi di cani randagi, la sterilizzazione e anche altre osservazioni sanitarie come le notifiche di morsicatura. Siamo adesso all'informazione religiosa della diocesi. La comunità di Sant'Anna a Rapallo si appresta a celebrare la festa della Santa Titolare. Nel cammino di preparazione quest'anno si è inserito un momento speciale in occasione del 50° anniversario di istituzione della parrocchia. Vediamo. Una grande festa di famiglia che ha valicato i confini territoriali della parrocchia, raggiungendo le case di molti anche attraverso la diretta televisiva di Rai 1. Il 50° anniversario della parrocchia di Sant'Anna a Rapallo ha richiamato molti fedeli che in un clima di preghiera e raccoglimento hanno animato la Santa Messa domenicale presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, il quale ha espresso il proprio compiacimento nel vedere una comunità così attiva e partecipe. È una grande festa, complimenti al parroco e a tutta la comunità. Ancora una volta si vede come la Chiesa non solamente presiede il popolo cristiano con i propri pastori, ma anche in qualche modo presidia il territorio, come in questo caso, ecco, da una situazione logistica un po' degradata per motivi storici di un tempo, è diventato un bellissimo luogo di preghiera, di umanità, di fede, di aggregazione. L'arcivescovo di Genova ha invitato i parrocchiani a spendersi con generosità, mettendo al centro delle proprie domeniche l'Eucaristia. Al termine della celebrazione ha scoperto una targa commemorativa e inaugurato una mostra sui 50 anni della parrocchia curata da Alessandra Rotta. Una storia particolare è quella di questa comunità istituita nel 1968, ma la cui chiesa parrocchiale è stata edificata solo 2 anni fa. È un quartiere con tante associazioni e tante persone che hanno voglia di stare insieme e di collaborare. Se non ci fosse stata la realtà di una nuova parrocchia, questa zona di Rapallo sarebbe stato un dormitorio perché sono tutti condomini. Ecco, la grande opera della nuova parrocchia è stata quella di aggregare attorno a dei valori che tutti condividiamo, che sono quelli cristiani della comunità ecclesiale. Il momento di festa è stato frutto di un percorso caratterizzato da momenti di memoria e di formazione. Nei tempi forti c'è stata una riflessione su cosa significhi essere comunità cristiana e quindi guardando anche con memoria grata a questi 50 anni attraverso alcune foto, alcune immagini e alcuni racconti che sono stati proprio tratti dalla vita della gente di questa parrocchia e che sono stati riproposti durante il tempo della Quaresima. E poi c'è stato un aspetto anche di vita fraterna con un pellegrinaggio parrocchiale a Milano, dove c'è una chiesa che conserva le tele che raccontano la storia e la vita di Sant'Anna. La festa del 50° della comunità di Sant'Anna a Rapallo è anche frutto del lavoro di tanti volontari. Roberto Costa ha raccolto alcune testimonianze al termine della celebrazione. Sentiamo. Stefano, che cosa significano per te questi 50 anni? Beh, è senz'altro un'emozione grande perché in questa parrocchia ci sono nato e sono più di 10 anni che faccio servizio attivo nei vari ambiti. Quindi è stata un'emozione grande e soprattutto anche vedere la squadra che come sempre si è riunita per organizzare questi eventi che in particolare quest'anno si protraggono per più settimane. Ecco. Come stai? Bene. Come ti trovi qua in parrocchia? Bene, molto bene. È stata una bella esperienza perché è la prima volta che servo con il cardinale. È tanti anni che servo in messa e è una bella esperienza. Eri un po' emozionata questa mattina o no? Sì, molto. Però è andato tutto bene? Sì, sì. Oggi è una giornata di festa, particolarmente emozionante, c'è stata una messa meravigliosa. C'è stato un clima di festa da parte delle persone e molto entusiasmo. Di conseguenza ben vengano, ci fossero tante giornate così. Per voi anche amici di Sant'Anna cosa significa questa festa, di essere arrivati a 50 anni di impegno? Beh, significa tanto, significa che da quando
la chiesa era stata costruita in un box prefabbricato di un ex dormitorio per gli operai dell'autostrada, e quindi in via Scesa, a quando arrivò Don Noce nei primi anni 60, il primo parroco, averla costituita parrocchia, poi aver fatto tutto il percorso con la chiesa in via Toti, poi adesso e con tutto questo, con tutti questi anni insieme a Don Aurelio e a tutti quelli che insieme a lui hanno guidato la parrocchia. Per noi è sempre stato un piacere, noi abbiamo sempre collaborato, cercato di dare una mano alle iniziative e quindi essere, diciamo, un supporto laico alla parte parrocchiale. Per noi è un grande piacere. Domani, vigilia della festa, al termine della celebrazione del pomeriggio ci sarà l'offerta dei fiori a Sant'Anna da parte dei bambini, mentre giovedì, memoria liturgica della Santa, alle 17:30 il vescovo diocesano presiederà l'Eucarestia. Al termine della messa sarà benedetto il sagrato, che avrà come denominazione Piazzale di Sant'Anna. Alle 21 si snoderà dall'antica chiesetta la processione presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. Il circolo Amici di Sant'Anna dal 27 al 29 luglio si prodigherà per 3 serate di festeggiamenti nella zona di via Tre Scalini. La conclusione è domenica con la presenza del vescovo di Savona Noli, Monsignor Calogero Marino, che presiederà la messa delle ore 11. Festa patronale di San Giacomo a Gattorna, domani è il giorno della solennità, la messa sarà alle 20:45 celebrata da Don Paolo Nicora. Seguirà la processione per le vie del paese e la meditazione in Piazza Basso. Al rientro la benedizione eucaristica è un momento di condivisione sul piazzale della chiesa. Cambiamo tema, venerdì alle ore 15 a Rovegno, nell'entroterra di Genova, sarà inaugurata l'Expo dell'Alta Valtrebbia. Ci sono tante novità, tra queste la possibilità di ammirare la valle dall'alto di una mongolfiera. Sentiamo. 10 anni di vita, ma requisiti di storicità già consolidati. L'Expo dell'Alta Valtrebbia, in programma nel quartiere espositivo Bosco di Gioia a Rovegno, tornerà a far parlare di sé dal 27 al 29 luglio in un mix di tradizione e novità. Novità tantissime, ma io ci tengo sempre a dirlo, tenendo sempre al centro della manifestazione i nostri produttori. Noi cerchiamo di creare intorno molto interesse con, per esempio, la presenza per tutti e 3 giorni della mongolfiera sul nostro territorio. Si potrà visitare, potrà vedere la Valtrebbia, il nostro fiume, dall'alto a bordo di questa mongolfiera con volo vincolato dalle 17 alle 20 tutti i giorni. All'interno dell'area espositiva, nello spazio I nostri sapori, sarà possibile conoscere ed apprezzare i prodotti del territorio. Le degustazioni si terranno al punto di ristoro Chilometro Zero, organizzato dai volontari del Soccorso Alta Valtrebbia e dall'Associazione Turistica Loco. Durante le 3 giornate sarà possibile assistere all'esibizione dei falconieri, visitare il Palalupo, seguire seminari tematici. Tanti gli ingredienti per una manifestazione inserita dalla Regione Liguria tra i 5 expo storici. Expo Valtrebbia è stato riconosciuto come uno dei 5 expo storici della Regione Liguria, quindi questo ad attestare questa grande capacità di fare sintesi, di fare squadra del territorio, ma anche una grande capacità di mettere in mostra tutto quello che di bello e buono abbiamo in quelle valli. Come dicevo prima, la Valtrebbia è stata definita da Hemingway la valle più bella del mondo, noi ci crediamo che sia molto bella e stanno lavorando molto bene. So che quest'anno questa edizione appunto è giunta alla 10ª, quindi questo è sicuramente un segnale incoraggiante di un percorso virtuoso che va nel senso giusto. Avrà delle novità, come ad esempio il campionato del canestrello, al quale vorrò sicuramente partecipare. La domenica il campionato mondiale del canestrello ligure, dove produttori della Liguria, sia aziende che privati, si possono cimentare in questo campionato, che servirà non è una gara competitiva o nulla di che, ma vogliamo far parlare del nostro canestrello tradizionale e del nostro canestrello innovativo. Vediamo alcune notizie di cronaca. Un 36enne straniero è stato arrestato dai poliziotti di Rapallo in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova. L'uomo, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex convivente, ha continuato per circa 2 mesi a perseguitarla, sia con telefonate e messaggi, sia di persona. Si è recato più volte sotto l'abitazione della donna, insultandola, minacciandola, in alcune occasioni strattonandola tanto da causarle lesioni e strappandole anche di mano il cellulare, che ha distrutto scagliandolo al suolo. Per questi episodi, l'ultimo risalente a 3 giorni fa, tutti denunciati dalla vittima, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'aggravamento della misura cautelare in atto e dunque applicando la custodia cautelare in carcere. L'uomo si trova a Genova Marassi.
I carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato uno straniero di 31 anni per aver rubato dentro un'auto. L'uomo, domiciliato in una comunità terapeutica e sottoposto all'obbligo di dimora, era stato visto darsi alla fuga dopo aver compiuto il furto. È stato fermato dai militari e questa mattina processato con rito direttissimo. I carabinieri di Santa Margherita Ligure invece hanno denunciato in stato di libertà un ventenne genovese trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish. Nella stessa occasione, durante un servizio di controllo all'interno di locali notturni, altri 7 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono stati segnalati per possesso di droga per uso personale. E un furto è stato compiuto questa notte all'interno della segreteria parrocchiale di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure. Le indagini sono condotte dalla locale compagnia dei carabinieri che in queste ore stanno visionando le immagini delle telecamere interne. Questi fatti: poco dopo la mezzanotte un uomo si è introdotto nei locali della parrocchia portando via le monete raccolte durante la sera della festa patronale per un bottino che si aggira intorno agli 800 euro. L'uomo ha agito in fretta e non ha portato via altro, spaventato dall'antifurto che nel frattempo era entrato in funzione. Ora vediamo gli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace, poi ci ritroviamo con le altre notizie sportive. Appuntamenti in agenda per mercoledì 25 luglio. Prende il via a Chiavari il 6° Summer Dance Festival. Dalle 9 alle 19 le prove al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne. Alle 21 lo spettacolo aperto a tutti Narcissus con la compagnia internazionale di contemporaneo Azzewi Dance Company. A Santa Margherita Ligure inizia il Mi Games 2018. Si tratta del tour multisportivo più grande d'Italia, con calcio, basket, beach volley e pallanuoto. L'iniziativa si svolgerà ai Giardini a Mare dalle 15 a mezzanotte tutti i giorni sino al 29 luglio. Appuntamento finale del torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. Allo stadio Riboli alle 19 le finali del torneo junior, dalle 22 la cerimonia di premiazione. Serata in allegria proposta dalla Polisportiva Arenelle nella piazzetta dei Giardini di Cavi, alle 20 l'apertura degli stand gastronomici. Buonanotte con le favole a Santa Margherita Ligure, alle 21 si terrà un laboratorio di lettura per bambini. L'appuntamento è organizzato da Il Pippi di Vittoria Brioschi in piazza San Bernardo. Estate al Musel 2018 propone l'incontro Lupi in Liguria, l'inizio alle 21 nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. A parlarne Paolo Rossi, fotografo di lupi dell'Appennino Ligure. Alle 21:15 sul sagrato della chiesa di San Martino di Zoagli, concerto dei Caledonian Companion, musica antica dall'Irlanda alla Scozia. La serata fa parte dell'iniziativa Musica nei Castelli di Liguria con l'associazione culturale Corelli di Savona. Continua la rassegna Donne in Jazz a Santa Margherita Ligure. Alle 21:30 in piazza Caprera si esibirà il Danila Satragno Quartet, composto da voce, chitarra, contrabbasso e batteria. Come detto lo sport, parliamo di spettacolo pallanuoto ai Bagni Gianni di Chiavari per raccogliere fondi a sostegno dell'iniziativa Un Salvagente per un Vaccino, promosso dal Lions Club Altavara, Aveto, Graveglia e Sturla. Tanto divertimento a favore dei bimbi dell'Africa subsahariana. Vediamo. Divertimento e solidarietà hanno caratterizzato il primo torneo di pallanuoto in gommone, teatro della manifestazione i Bagni Gianni di Chiavari, che hanno messo a disposizione il proprio campo di beach waterpolo. I temerari che si sono gettati in acqua hanno sperimentato la difficoltà di giocare incastrati in un enorme salvagente che ha limitato i movimenti e le azioni, rendendo il tutto divertente sia per i giocatori sia per il pubblico. Più significativo naturalmente il fine benefico dell'iniziativa, sostenuta dal Lions Club Altavara, Aveto, Graveglia e Sturla. Lo scopo del torneo è quello di raccogliere fondi a favore di un'iniziativa per la lotta contro il morbillo. Noi finanziamo una fondazione la quale ha lo scopo di vaccinare almeno 400 milioni di bambini dell'Africa subsahariana. Il titolo è One Shot, One Dollar. Ogni dollaro raccolto garantisce un bambino vaccinato. Abbiamo già raccolto 3.000 euro. Quindi sono più di 3.000 bambini che hanno potuto essere vaccinati e si spera quindi salvati. Il torneo ha visto la partecipazione di 4 squadre, a vincere l'Atletico ma non troppo, formazione composta da Alberto Castagnola, Alessandro Surace, Pietro Vaccarezza, Nicola Schiaffino e Davide Gonfiantini. L'idea è di replicare l'iniziativa il prossimo anno. Per far vedere un po' com'è la pallanuoto e si gioca tutti senza essere dei grossi sportivi, via. Si gioca al bambino, la bambina, noi anziani e via.
E rimaniamo in qualche modo in tema perché grazie al progetto Polio Plus il Rotary International ha contribuito a debellare il virus della polio, virus che nel 1988 contava 350.000 vittime in 125 paesi del mondo e che nello scorso anno ha colpito 28 individui, 10 nel corso del 2018. A dirlo i vertici del Rotary dopo la visita che si è svolta a Chiavari da parte del governatore distrettuale Gian Michele Gancia, uno dei momenti più importanti per un club Rotary nel corso dell'anno. Durante la sua visita, Gancia ha illustrato ai soci del club chiavarese i progetti e gli obiettivi a livello distrettuale ed internazionale. Tra questi l'impegno del distretto Liguria e Basso Piemonte sul progetto spreco alimentare, ma anche la sensibilizzazione su altri temi come ad esempio l'inquinamento marino. La chiavarese Marta Cantero e la pugliese Martina Sassani sono partite in coppia per il Canada, dove fino al 27 luglio si svolgeranno i campionati mondiali di nuoto per ragazzi con la sindrome di Down. Marta Cantero rappresenta un orgoglio per Chiavari e per la Chiavari Nuoto. Vanta tra i titoli conquistati quello di campione del mondo in Messico in 2 specialità, sia nel singolo sia nel doppio, insieme proprio a Martina Sassani. Della spedizione fanno parte anche il tecnico referente nazionale Marco Pecciarolo e Floriana De Vivo, che fu una delle fautrici dell'inserimento di questa disciplina nei campionati mondiali. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione torna domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello, il telegiornale alle 12:45 con il TG13. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.